adeguamento della sagoma agli standard europei per consentire il transito di tutte le tipologie di carri merci e rinforzo della struttura per migliorare il sistema di impermeabilizzazione e drenaggio. Sono questi gli interventi di potenziamento infrastrutturale che Rete Ferroviaria Italiana eseguirà da mercoledì 11 luglio a venerdì 7 settembre nella Galleria del Cataio fra Monselice e Terme Ogane sulla linea Bologna-Padova. Nello specifico sarà rimosso il binario in direzione di Bologna per la realizzazione di un nuovo arco rovescio con conci prefabbricati, mentre quello per Padova resterà in esercizio per tutti i treni in entrambi i sensi di marcia. Per consentire l'attività del cantiere sarà modificato il programma di circolazione dei treni nel tratto interessato dai lavori. In particolare alcuni treni Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca non fermeranno nelle stazioni di Ferrara o Rovigo. Alcuni treni regionali veloci modificheranno l'orario e alcuni treni regionali modificheranno l'orario o saranno cancellati e sostituiti con bus. Nessuna modifica è prevista per i treni Intercity e Intercity notte. Spisciambar Channel News, Battaglia Terme.